A Edicola Friuli oggi, venerdì 18 gennaio, andremo a Udine in via San Rocco a fare 4 chiacchiere con l'edicolante Daniele. Ma adesso, prima di avventurarci, ovviamente leggiamo insieme il settimanale Il Friuli in Edicola quest'oggi, copertina dedicata alle false partite IVA. I furbetti della flat tax, ecco tutti i trucchi: concorrenza sleale alle aziende e lavoratori dipendenti beffati. All'interno del numero in edicola anche 2 inchieste molto interessanti: cannabis light, boom di negozi, decine i punti vendita legali già aperti a Udine, anche davanti all'ospedale. Ecco cosa vendono e a chi lo vendono. E poi tutti vogliono il referendum, nuovamente riflettori puntati su Udine e il futuro di via Mercato Vecchio, dove decideranno i cittadini, e intanto parte il cantiere. E poi una storia che arriva da Pasiano di Pordenone: è Alex, l'unico spartano, abita a Pasiano appunto ed è un atleta dello sport più duro, e a voi naturalmente il piacere di scoprire quale leggendo il settimanale. Io vi porto però invece a leggere quali sono, diciamo, le tracce principali di questa inchiesta di copertina: dipendenti pagati con fattura. Nella sola provincia di Udine l'anno scorso sono stati scovati 10 casi di lavoro subordinato mascherato da prestazione professionale. Che cosa succede? Lavoro grigio in aumento dopo l'abbandono dei voucher, come emerge appunto da queste verifiche effettuate nelle aziende friulane da parte degli ispettori del lavoro. E dopo 2 anni di calma, nel 2018, ci racconta Alessandro Di Giusto, si è registrato un nuovo aumento del fenomeno. Molti giovani non informati accettano pur di prendere il lavoro e cadono appunto in questo, diciamo, tranello. Ecco qua poi anche gli indizi cercati dagli ispettori e le conseguenze, perché se risulta accertata questa, diciamo, l'esistenza di una falsa, finta partita IVA, viene redatto un verbale con diffida e via dicendo. Quanto costa davvero aprire una partita IVA poi? E dopo l'aiuto del sindacato a un esercito silenzioso. Abbiamo sentito anche Nicola Dalmagro, segretario regionale di Nidil CGIL. Nella pagina successiva si prosegue l'inchiesta. In questo caso si parla di flat tax, partite IVA a go-go. Per chi potrà utilizzare il nuovo regime fiscale, quindi a regime agevolato, sarà una pacchia, ma l'agevolazione farà moltiplicare le aperture e favorirà la concorrenza sleale, penalizzando fiscalmente i lavoratori dipendenti. E qui vedete in questo specchietto riassunto l'insostenibile vantaggio del regime forfettario. Ecco qui anche appunto i limiti di reddito e quant'altro, e le imposte, quanto si andrà a risparmiare e quanto si dovrà versare. E poi che cosa non va invece? E naturalmente anche una postilla non di poco conto: il pasticcio. Alessandro Di Giusto dice ecco così però che aumenterà il nero, quindi i lavori ovviamente non in regola. Proseguiamo la lettura del nostro settimanale e questa inchiesta ci porta a indagare un mercato nascente, più che mai fiorente, ed è boom di negozi che vendono erba. Cannabis light, fiorisce anche in regione il commercio di canapa legale, in vendita foglie, semi, ma anche l'attrezzatura per coltivarla. Qui abbiamo anche i numeri. La novità è l'introduzione dei prodotti alimentari anche a base di cannabis, tra i quali i grissini, la pasta, il sugo al pesto, biscotti, caramelle gommose, ma anche la birra. Strana farmacia vicino all'ospedale. Qui siamo andati a Udine, abbiamo fatto un giro insomma per vedere dove sono questi shop, e poi anche in Friuli i campi si riempiono di canapa, perché c'è anche un business legato proprio ai prodotti che si possono realizzare da quelli appunto, abbiamo detto, alimentari, ma anche tessili con la canapa. E poi abbiamo i nostri focus su quanto accade in regione, ma questo è un altro argomento. Adesso invece ci spostiamo a Pordenone. Eccolo qua, Alex, lo spartano di Pasiano. Che cosa succede? Beh, lui è l'unico atleta professionista del pordenonese del circuito Spartan Race, corsa a ostacoli che porta chi la pratica a mettere alla prova i propri limiti e superarli. Allenamento 4 volte a settimana e nel weekend si raddoppia. Siete pronti a questa sfida? Andiamo avanti. In questo caso vi porto a scoprire il Family Casa, l'inserto gratuito di questa settimana, la casa del futuro di legno a chilometri zero e high tech. E poi
Visto che appunto siamo nel periodo di scuole aperte, gli istituti si presentano di ogni ordine e grado, dall'asilo alla scuola cosiddetta elementare, scuole primarie e secondarie di secondo grado, ecco il nostro tradizionale dossier scuola, primo passo verso il futuro. Nell'adolescenza l'impegno scolastico deve farsi spazio tra amici, sport, curiosità in continua evoluzione. Il momento della scelta è chiaramente a un ragazzo che deve decidere quale istituto superiore in questo caso frequentare. Si aprono decine di orizzonti, difficile senza una bussola che lo guidi, ed ecco qui appunto un utile strumento per orientarsi e orientare anche le famiglie. In cultura si parla del premio Nonino perché i nostalgici non hanno futuro, e valorizzare la tradizione non significa restare aggrappati a un passato mitizzato, ma trovare strumenti per costruire il mondo di domani. Infine questa bella pagina di spettacoli, sembra Londra e invece è Pordenone. Come sempre Andrea Ioime ci porta indietro nel passato, un passato glorioso e anche molto molto affascinante. My Generation è il titolo della prima mostra italiana dedicata ai 60 anni di stile, musica e cultura mod, organizzata non a caso nella città che nei primi anni 80 vide nascere una delle scene storiche, la prima tribù urbana a dedicare una cura maniacale al look. Insomma, qui è un articolo tutto da leggere e sicuramente ricco di aneddoti e di perle da ricordare. E adesso andiamo in via San Rocco a conoscere e a parlare con il nostro edicolante. Forza Tiziano, andiamo! Eccoci arrivati in via San Rocco, accanto a me Daniele Zulian alla Veneta, che è titolare di questa edicola. Siamo in un'edicola molto fornita, tanti servizi, anche acquisto biglietti concerti eccetera eccetera, che è nel cuore di un quartiere, insomma, che abbiamo detto più volte ha subito tante trasformazioni ed è molto cambiato negli anni. Sì, durante gli anni è cambiato molto, anche la tipologia di clientela. E il mercato è cambiato di conseguenza, come avete potuto vedere. Si è cercato di adeguarsi ai cambiamenti del mercato, venendo incontro alle esigenze di tutta la clientela, dalla più giovane alla più anziana. Come vedete abbiamo un ottimo assortimento di accessori, diciamo prodotti complementari giornali, e cerchiamo appunto di venire incontro a quelle che sono le esigenze mutevoli, ecco, con prodotti e servizi. Prodotti e servizi che naturalmente rispondono, sì, come dicevamo, a un cambio di clientela. Voi siete anche qui vicino a un polo sanitario, per cui anche molta clientela di passaggio, immagino. Di passaggio abituale, diciamo un'edicola di periferia, molta clientela abituale, appunto di passaggio, passa qua. Allora, lei è anche il portavoce del settore, quindi insomma questa volta facciamo una chiacchierata seria. Gli edicolanti, abbiamo visto, insomma, un mestiere che si è molto trasformato negli anni. Quali sono le criticità, le esigenze del momento e anche segnali positivi, se ci sono? Se vogliamo parlare del mercato della vendita dei prodotti cartacei, sappiamo tutti che è in calo, e appunto la diversificazione viene appunto incontro un po' per superare a questo calo delle vendite. La concorrenza purtroppo è anche spietata sia da internet che da altre tipologie di esercizi, e diciamo che a fronte di questo calo, diciamo che c'è qualche segnale, diciamo forse per la prima volta in questi anni è venuto incontro al governo accordando un credito per il nostro settore, per le edicole, un credito d'imposta, diciamo un aiutino, diciamo, per sopperire un po' la grossa crisi finanziaria che abbiamo, economica. Un credito d'imposta usufruibile per 1 o 2 anni. I dettagli verranno definiti prossimamente con un decreto, comunque vediamo. Altro versante, cerchiamo appunto da anni di rinnovare l'accordo tra noi e gli editori, e per questo ci sarà tra pochi giorni una manifestazione nazionale a Roma di tutti gli edicolanti, in cui cerchiamo appunto di partecipare nel numero maggiore possibile. Siete abbastanza compatti a livello locale, c'è divisione, come siete tra di voi? I sindacati sono diversi, lavoriamo d'accordo, gli obiettivi sono comuni, cerchiamo appunto di raggiungere gli obiettivi comuni. Ecco. Lei signora abita qui nel quartiere, qui la velocità delle auto è notevole nonostante siamo tra le case. Sì, certo. E succedono spesso le cose, no? Corrono parecchio, ma anche all'altezza del policlinico, poi
tutta la via corrono qua proprio. E risposte da parte, cioè non so, avete chiesto rallentatori, provvedimenti, cose? Ma adesso faranno la rotonda, si spera che qualcosa cambi. Però. Beh, quella era una zona abbastanza critica, no? Sì, ma forse cambierà perché saranno costretti un po' a rallentare tutto qua. Ci mancano le strisce pedonali nell'incrocio, io più delle volte devo fare attenzione massima, Quindi sempre allerta, insomma. sempre all'est, sì. Effettivamente qui corrono parecchio, ma non solo qui, perché c'è questo incrocio qui e più ce n'è un altro qua dietro che succede spesso e volentieri e sarebbe bene anche prendere dei provvedimenti. La rotonda di Via Gabelli quindi è solo uno dei passi, perché andando verso di qua... Anche questa rotondina non serve a niente. Qui soprattutto questo incrocio dietro, qui dove c'è il polo del policlinico, lì è molto pericoloso. Succede spesso e volentieri, anche l'altro giorno. Il settimanale Friuli questa settimana esce con un'inchiesta dedicata alle partite IVA, ma alle finte partite IVA, ovvero quei contratti esclusivi mascherati poi con le partite IVA. Adesso che si entrerà nel regime forfettario, la situazione potrebbe, diciamo, creare nuovi problemi, più lavoro nero, eccetera. Lei cosa ne pensa? Se si è fatto un'idea in merito o se ha anche un sentore? No, non ho seguito l'andamento, sono cambiate le regole appunto che mi diceva del forfettario, non ho la più pallida idea. E per quanto riguarda il mondo del lavoro, diciamo a livello così, un sentore, cosa ne pensa questa riforma a livello di informazione? Potrebbe portare benefici secondo lei? È un po' presto per capirlo perché bisogna ancora leggerla bene effettivamente, no? Quindi non ho ancora un'opinione. Allora, Edicola Friuli per quest'oggi finisce qui, la prossima settimana rimaniamo a Udine, andiamo in Largo del Pecile, quindi ci spostiamo diciamo più verso il centro. Saluto i colleghi e a tutti i colleghi auguri di buon lavoro. Esatto, questo è un bel saluto, bravo. E che dire, beh sì, noi salutiamo anche i nostri telespettatori, l'appuntamento è sempre alle 18:30-35, grazie Daniele per l'ospitalità e buon lavoro anche a lei. Grazie a voi.